Allora, buonasera, buonasera Vale. Allora, ragazze, come già ho detto ieri, è inutile che scrivete nei commenti consulti telefonici, quindi il numero di telefono lo trovate nel titolo di questa live. Quindi con dirette telefoniche telefonate al numero che vedete nella live e io rispondo in diretta a tutti, una alla volta, così non vado al manicomio, perché ne siete tante e io non posso leggervi tutti. Quindi chi vuole un consulto gratuito, va bene, se volete fare una donazione la fate, una libera donazione, se no come voi volete. Ok, solo telefonicamente. Se volete telefonarmi in diretta al numero che vedete nella live. Il numero del titolo 345 630 81 72. Io sto qua a disposizione per tutti. Ok? Niente scrivere commenti, ne siete tanti, ieri mi avete mandato al manicomio. Io sinceramente non mi va di lavorare così. Vediamo chi telefona. Un abbraccio a tutti i miei follower. Ciao, mi chiamo Moira. Ciao Moira. Buonasera Moira. Telefonate al numero che vedete in live, nel titolo di questa live. Fatti indovinare, c'è il numero di telefono. Se volete un consulto, venite in diretta telefonicamente parlando e avrete un consulto. Va bene? Vediamo di entrare in diretta. Come funziona? Semplicemente telefonando al numero che vedete nella live. È inutile scrivere, non vi leggo nemmeno, è inutile scrivere nei commenti. Chi vuole un serio consulto solo in diretta, telefonicamente. Telefonate al numero che vedete nella live, io vi rispondo in diretta. Non posso andare al manicomio con i vostri tantissimi commenti che salgono e poi non si capisce niente. Il numero lo trovi nel titolo della live. Vedi, c'è un titolo nella live. Fatti indovinare e il numero di telefono. Allora, fate la vostra donazione e telefonate solo telefonicamente, non nei commenti. Se volete un consulto serio, telefonate al numero che vedete nella live, il numero di telefono che nel titolo di questa live, e parlate con me. Non vado al manicomio, presso a voi che ne siete tanti, sinceramente non è possibile venirvi dietro. Telefonate al numero che vedete in live, il numero di telefono è quello che vedete nel titolo di questa live. Ciao carissimo Giorgina, mi hai seguito negli anni allora in TV. Quali sono le frasi che dicevo sempre io, Giorgina? O must sverare tu bangarilla. E l'altra frase invece, Anna schiattà come schiattano i pumarol. Erano le mie frasi che usavo sempre. Allora, per un consulto solo telefonicamente, telefonatemi al numero che vedete nel titolo di questa live.
345 630 8172. 345 630 8172. Chi vuole un consulto con me, solo telefonicamente, non con i commenti, se volete, vabbè, se no fa niente, ragazzi, non vi preoccupate. Dirette telefoniche, solo con dirette telefoniche, vediamo. Ah, Giorgina, più di una volta ho parlato con te, mi fa molto piacere, spero che ti ho soddisfatto, no? Deborah, vediamo Deborah, vediamo. Pronto, Deborah? Ma aspetta, Deborah, aspetta, mi metto pure la mascherina, aspetta. Ora ma sta misca qualcosa, aspetta, va. Vuole essere eletto il suo futuro, l'amore. Prego? Vuole essere eletta l'amore. Solo telefonicamente, mi dispiace, non accetto, solo se mi telefoni sono a tua disposizione, ok? Sapere. Ciao, buona giornata. Ciao. Allora, amici, vogliamo scherzare? Che vogliamo fare? Volete raccontare qualche barzelletta? Che ne so? Vedete, le cose serie non vi piacciono. Va bene, stiamo qui. Chi vuole un consulto mi telefona e avrà un consulto telefonicamente. Parliamo consulti veritieri. Come funziona? Bisogna telefonare al numero che vedete nella live. C'è un numero di telefono, fatti indovinare, c'è il numero di telefono 345 630 81 72. Pronto? Pronto? Sì. Vorrei farti una domanda, se possibile. Come no? Vorrei sapere se il mio ex ragazzo torna con me. Vediamo subito. Mi dici quando, che segno sei, quanti anni hai tu? Io sono del Toro, ho 24 anni e mi chiamo Eleonora. E lui invece? Lui si chiama Fiorenza, ha 51 anni ed è del segno Gemelli. Ah, un po' più matura di te. Ecco. Dammi un numero da 6 a 9. Da 6 a 9, 8. 8. Vediamo cosa ci dicono le carte. È così semplice telefonicamente, ragazze, vedete? Questo sì, è pure vero. Ma perché mi devo mettere a leggere, i commenti salgono sopra, ne siete tanti, come si fa? Sì. Si va al manicomio. Senti, allora ti faccio capire subito le carte che cosa mi rispondono. Sì, la carta del trionfo mi esce, e sta qua. Sì, tornerà sui suoi passi, attenzione, però ti devo anche dire che c'è qualcuno o qualcuna che vi è di malafede e sta mettendo le chiacchiere in mezzo, sta cercando di allontanare categoricamente questa persona da te. Sì, e quella è mia zia. Ti risulta questo? Sì, è mia zia. Quindi che succede? Che lui per te, parliamoci chiaro, lui per te ci tiene pazzamente, però per quiete vivere, per non creare casini, per stare in grazia di Dio, questa persona si è allontanata. Sì. Ti risulta? Sì. Allora sacci indovinare? Sì, che sai indovinare, mi hai detto anche che gli parlano male di me, ed è vero. Perciò io ti dico che questa persona non ti lascerà perché ci tiene a te. Non ho capito, scusami. Non ti lascerà questa persona perché ci tiene pazzamente a te.
Però, ripeto, ci sta chi crea confusione, però arriva al punto che questo non ce la fa più di stare senza di te e torna, tranquilla. Un'altra domanda che si può fare, siccome Sì, io il giorno 28-29 lo devo incontrare, sì, ci riuscirò a vederlo? vediamo. Da 5 a 7? 4. No, da 5 a 7. Ah, da 5 a 7? 7. Scusami, ma il numero si vede bene nella live? Io perché vedo che... Io sono andata nella biografia. Ah, nella biografia, ho capito. Allora. Sì, ce la farai, ce la farai. Vedo che lui è una persona molto sincera, è Sì. sincero, è una persona dolcissima e quando promette una cosa, diciamo, lo mantiene. Quindi io ti dico che lui sì, lo incontrerai e starete anche insieme. Speriamo. No, non ti preoccupare, è così. Vabbè, se così allora ora ti metto il segui perché mi sei uscita nei per te e ti farò sapere. Va bene, un abbraccio. Ti Ciao, ringrazio, molto gentile, salve. ciao. Ciao. Benissimo, ecco qua, avete visto come funziona? Così semplice. Mi metto a andare a manicomi appresso ai vostri commenti che camminano e salgono. Fate una libera donazione, se la volete fare, telefonatemi e io vi accontento. È così semplice. La vita non deve essere uno stress, la vita deve essere semplice. Sì, pronto? Ero in diretta. Sì, dimmi. Posso fare una domanda? Tutto quello che vuoi, dimmi. Ma fate anche i minorenni? Ma tu sei minorenna? Sì, Quanti anni c'hai? 15. 15 anni? No, mi dispiace, dai. Va bene. Mi dispiace con tutto il cuore, ma c'è vietato, hai capito? Va bene, Troppo grazie. piccolina, se c'aveva almeno 16, 17, che ne so, sei troppo piccola, va bene, ciao. Va bene, grazie. Ecco qua, va bene, 15 anni, mi dispiace, però purtroppo non dobbiamo, cerchiamo di essere coerenti. Allora mettete il segue così vi esce la notifica. Vediamo un po', mettete il segue. Pronto? Salve, buonasera. L'ho visto ora in diretta nei per te. Sì. Vorrei farvi una domanda, se possibile. Prego, lei è in diretta, mi dica. Non ho capito? È in diretta, mi dica. Sì, sono in diretta. Allora, siccome io ho un mio marito detenuto e abbiamo una bambina di 9 anni, vorrei sapere se esce prima di Natale oppure il mese prossimo. Da quando è dentro? 2 anni e mezzo. Allora, gentilmente la data di suo marito, per piacere. 12-4-83. Vediamo cosa dicono le carte. Allora, mi dia un numero da 6 a 9. 5. No, da 6 a 9, signora. Ah, da 6 a 9, 8. 8. Senti, allora, signora, le dico che lei riceverà una comunicazione probabilmente da parte degli avvocati e così via, però mi esce la carta del diavolo, sta a indicare il dio del male, quindi suppongo che per Natale non ce la farà, signora.
prossimo, dopo Natale? Dopo Natale, ma allora, gli avvocati stanno facendo il possibile per tirarlo fuori. Sì, è vero. Mi esce che ci sta un accordo può essere una notifica, può essere qualsiasi cosa che ha a che fare con l'avvocato e con la procedura da eseguire. Io le dico che suo marito per fine anno c'è la possibilità di uscire fuori. Speriamo. Me lo auguro con tutto il cuore, signore, perché io leggo le carte, non invento le cose. Sì, Presto, qui avete detto anche la verità sugli avvocati che si stanno impegnando troppo. vede questa carta qua, questa della lettera, la notizia, sta a indicare che prestissimo lei riceverà una notizia da parte degli avvocati, Speriamo, dai. positiva. Poi lei mi farà sapere, mi mette il seguo. Sì, le farò sapere. Grazie, arrivederci, signora. Grazie a voi, buona serata. Buonasera. Ringraziamo la signora e andiamo avanti. Ecco qua, vedete com'è semplice, ragazze? Abbiamo la tranquillità così tranquilla, bella, serena, ci mettiamo a leggere i commenti. Vedi quello che ha detto, quell'altro che dice. Pronto? Pronto, ho visto la sua diretta, abbiamo iniziato a seguirlo. Sì, buonasera, quanti anni c'hai? 20. Ah, ok. Dimmi allora. Allora, volevo chiederle se tra Sara, ovvero me, le Se- devo dire la data? Non ho capito. Le devo dire la data di nascita? Sì, se è per te la data di nascita, come no? Sì, 26/12/2001 Sì? e Jamil 30/11/1995. Camilla. Jamil, Ah, Daniel. Jamil. Sì, Ci sì. sarà qualcosa? Se nascerà qualcosa tra te e lui? Sì, Ok, vediamo subito. Ragazzi, il numero, dove l'hai preso tu il numero gentilmente? l'abbiamo trovato sulla diretta e appena abbiamo seguito ci ha dato il sito e abbiamo trovato WhatsApp e abbiamo copiato il numero. Ecco qua, ragazzi, è così semplice perché chiedono il numero nella live, cioè e c'è scritto lì, fatti indovinare e c'è il numero di telefono. Allora, un numero da 6 a 9. Mi senti? 7? Sette, sì. 7. Ma voi siete già amici tra te e questa persona? Sì. C'è un'amicizia? Sì, sono ambiti. Sì, questa amicizia che veramente è una bella amicizia, c'è qualcuna, attenzione, che è molto gelosa e falsa, sta qua, vedi? Che fa in qualsiasi modo di tenere lontano da te questo ragazzo, raccontandogli anche stronzati in merito. Capito? È crudele questa persona. Tu Ma è lo... amica a lui questa persona? Sì. E quindi questo ragazzo fa, come si usa dire, fa un passo in avanti e due indietro, cioè si tira indietro, capito? Sì. Però per io questa persona. non ho capito. Per questa persona? Sì. Quindi io ti dico che al momento non vedo che può nascere qualcosa tra te e questa persona, solo l'amicizia come già ci sta, ma che può nascere una storia d'amore tra te e questa persona, io dico di no. Va bene. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Linee libere, vediamo chi desidera un consulto, fate le vostre donazioni, libere donazioni, se la coscienza ve lo dice. Pronto? Sì, salve, buonasera. Buonasera a L'ho lei. visto su TikTok nei per te. Sì. Volevo farle una domanda. Prego. E volevo sapere come si evolverà il mio matrimonio. In che senso come si evolverà? Scusa, non ho capito la domanda precisa. Sì, volevo sapere cosa accadrà nel mio matrimonio, se vede una separazione. Ah, ecco, allora, Ecco, mi dici gentilmente quanti anni c'hai, che segno sei?
Io ho 38 anni e sono del Capricorno. E lui? Lui ne ha 42 del Leone. Da quanti anni siete sposati? 16 anni. Vediamo. Mi dai un numero da 6 a 9? 9. Allora, rispondendo a colui o colei che ha scritto come si chiama, allora io sono Cleo, il Santone di Avella, ok? Un noto personaggio di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5 e Sky. Sì. No, lo stavo a dire a coloro che stanno a chiedere chi sono. Non sono un cartaro che si è improvvisato stamattina, si è alzato dal letto con il desiderio di fare le carte. Sono 40 anni che faccio questo lavoro. Allora, vediamo subito. Senti, allora, tu mi hai chiesto se ci sarà un divorzio, giusto? Sì. E io ti dico che ci sarà, attenzione, ci sarà, perché mi escono proprio le carte adatte al divorzio, mi esce la carta della vittoria e la carta della legge, come puoi vedere se stai guardando. Vedo anche che hai versato delle lacrime. Diciamo che tu sei una donna che, parliamoci chiaro, hai dato tutto a quest'uomo, amore, tutto, hai dato te stessa, ma quest'uomo non ha capito un tubo. Vero. E quindi te che hai fatto? Ti sei sentita usata e quindi attualmente hai, diciamo, hai rivolto il tuo amore, il tuo affetto altrove. Quindi io ti dico che avverrà il divorzio, ma ci devi andare con molta cautela perché questa persona si può, da un momento all'altro, si può trasformare in un peggior nemico tuo. È vero. E lo so che è vero. Io leggo le carte, non sto qui a raccontarvi stronzate. Perciò tieni gli occhi bene aperti, gioia mia. Ho capito. Vede se avverrà in tempi brevi. L'anno nuovo verso la metà, io penso. Ho capito. Verso il mese di maggio più o meno. Ma proprio perché lui probabilmente si innamorerà di qualcun'altra e dice va, fammi liberare di questa. Ho capito. Ok? Va benissimo. Ok, è stato gentilissimo, la ringrazio. Di niente, buona serata, arrivederci. Buona serata anche a lei, arrivederci. Mettete il seguo, così vi arriverà la notifica quando sono in diretta la prossima volta. Linee libere. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Abbassi il volume se non si sente niente. Ecco, la torna indietro quindi l'audio. Linee che ritornano libere. Pronto? Buonasera. Buonasera. Bene, io volevo sapere se per un ritorno di un mio ex. Io sono Anna Maria, nata il 14-11 del 1972, Scorpione, 14-11-1972. Sì. E lui si chiama Danilo, nato il 26 febbraio del 1949. Volevo sapere appunto se ritorna, visto che abbiamo rotto. Vediamo, da quanto tempo avete rotto? No, noi abbiamo sempre litigato, poi siamo tornati insieme. Ok, va bene così. Qua, solo che è una settimana che non mi sto facendo sentire. Un numero, un numero sì, da 6 a 9. Da 6 a 9? Sì. 5? No, da 6 a 9, da 6 in poi. Sì, allora da 6 a 9, 8. 8.
Allora, vediamo. Ma avete litigi sciocchi, alla fine sono litigi di gelosia, di amore, perché Sì, voi gelosia. No, perché io sono sposata e lui sarebbe il mio amante. Sì, vabbè, che vuol dire? Perché gli amanti non sono gelosi? No, vabbè, no, ma lui dice che non è geloso, però è una... E tu che sei una persona sposata, che te ne accorgi se uno è geloso o no? Come lo vedi? Io ho un secondo marito, cioè io sono sposata con un secondo marito. E secondo te questa persona com'è? Gelosa o no? Io lo vedo molto geloso. Ma sì, ultimamente poi è diventato anche non solo geloso, ma anche estremamente violento. Cioè, nel senso violento perché è molto... cioè, dice che io guardo anche se non guardo nessuno, dice che guarda, mi incontra di cose che non fa. E questo cosa vuol dire? Non è gelosia che tu guardi a qualcun altro? Sì, dice che io guardo dei ragazzi che non è perciò assolutamente dico, vero. allora, questa persona è una persona... Sì, ma lui è molto più anziano di me, Sì, cioè, sì, appunto. è più maturo di te, dovrebbe essere diversamente, non come mi stai a dire tu. Perché questa persona, io la vedo una persona molto volubile, sono discussioni che vi litigate per amore, per gelosia e così via, ma è una persona molto volubile, capito? Quindi lui ritornerà di nuovo alla base, come no, a chi è che non piacciono i cioccolatini? Cioè, i sentimenti, come li vedi i suoi Ma sentimenti? i sentimenti, allora, ognuno vede i sentimenti in un modo. Noi stiamo insieme da 4 anni. Sì, ma i sentimenti ci sono pure, però non sono quelli che tu vorresti, capito? Qua è un fatto di materiale, un fatto di desiderio, di intrigo di desideri, capito? Quindi io ti dico che lui tornerà perché mi esce la carta del ritorno. E come mi devo comportare io? Che finalmente gliene ho dette di ogni colore. Gioia mia, come ti devi comportare? È una settimana che l'ho offesa e non mi sto facendo sentire. Come ti devi comportare? Questa è una cosa che io non posso consigliarti, devi chiedere al tuo cuore, alla tua femminilità, perché se vuoi essere tale, allora quando ti chiamo lo mandi a quel paese. Non so se mi spiego. Dice, senti, fino adesso abbiamo giocato, io se voglio so io con chi andare, non mi servi tu, capito? Perché sì, ho capito. Comunque vede quelle cose di gelosia, insomma. Sì. I suoi sentimenti ci sono, è quello che voglio sapere. No, è materialismo ed desiderio di femminilità. Cioè, in che senso materialismo? Nel senso che gli piaci... Io non ho mica bisogno dei suoi soldi. No, materialismo vuol dire che tu mi piaci... Anzi, lui non ne ha. Mi piaci come donna e mi piace starti accanto, hai capito? Ah, ho capito. Ma sentimento è una parola grossa, perché uno se c'ha sentimento per una donna o per un'altra si comporta diversamente, cerca di non perderla. Ah, beh, certo, è vero. Sì, è stato molto... Va bene, bravo. Forse la richiamerò ancora per qualcos'altro, va bene? Va bene, mi metti il segue, va bene? Grazie, arrivederci. Buona serata. Arrivederci. Ed ecco qua. Allora ragazzi, ricordatevi che mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore, quindi chi ha bisogno di far tornare il proprio innamorato mi contatti in privato e le spiego sia i costi che la tempistica. Pronto? Pronto? Ciao, buonasera. Buonasera. Mi senti? Sì che ti sento, dimmi. Io vorrei sapere se prima di Natale mi daranno la data dell'esame di teoria. Se prima di Natale? Mi daranno la mia data il giorno di andare a fare l'esame di teoria. Vediamo, la tua data di nascita? 26/05 del 96. Vediamo subito. Sì. Se andrà bene. Sì. Un numero da 6 a 9? Facciamo 6.
Allora, tutti i giorni alle ore 16 siamo in diretta con voi, diretta live. Senti, le carte mi dicono di sì, perché mi esce la ruota della fortuna e mi esce la carta dei pensieri che tu hai nella mente. Devi, la riuscita ci sta pure, ce la farai, ma devi impegnarti un po' di più, perché tu stai attraversando una fase psicologicamente non tanto al 100%. Sì, hai ragione. E questo ti comporta ad poter andare male, perciò io te lo dico in anteprima, siccome stai attraversando questo periodo devi un pochettino darti da fare di più per poter avere la vittoria. Ma sarà una cosa positiva allora? Sì, se ti impegni sì. Ok, e sarà prima di Natale? Sì. Va bene, ti ringrazio. Posso farti un'altra domanda? Prego. Siccome io sto aspettando dei soldi da un amico, che lui è andato in ferie da metà luglio che manca, lui mi deve dare dei miei soldi, ma non so quando torna, lui più o meno me lo puoi dire. Ti posso dire se te li darà, ma non ti posso dire quando torna, perché non posso. Vediamo. Sei alla data di nascita di questo? No, non lo so nemmeno. Allora, so il nome. Un numero da 6 a 9? 9. Vediamo se ci sono, ti posso solo dire se ci sono soldi in entrata. Sì. Visto che non ci abbiamo la data. Te li darà, ma non tutti. Ci sarà un comune accordo che te ne darà un po' per volta. Va bene, ok. Va bene? Speriamo che sia vero. È così, non ti preoccupare. Va bene, grazie mille. Buonasera. Buonasera anche a lei, molto gentile. Allora, linee libere. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Lo stavo seguendo in live. Sì. Volevo sapere se è possibile, se riuscirò a trovare lavoro. La mia data di nascita è il 2884 e mi chiamo Maria. Maria, un numero da 6 a 9? 8. Puoi abbassare un po' il volume? Sì, certo. Allora, Maria, vero hai detto ti chiami? Sì. Maria, tu hai ricevuto diversi inganni lavorativamente, nel senso che parecchie persone ti aiuto, facciamo, qua, là, bla 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 bla, e sono venuti meno, quindi sei rimasta delusa in varie occasioni. Quindi io ti dico che le carte mi danno positività lavorativamente parlando, però questo è il nuovo anno, Maria. Verso febbraio-marzo ci sarà per te un lavoro duraturo, quindi un vero lavoro. Quindi il lavoro che sto facendo adesso non è veritiero? No, tu troverai un nuovo lavoro entro e non oltre febbraio-marzo del prossimo anno, che sarà il lavoro duraturo, quello lì che ti porterà avanti. Va bene, la ringrazio. Bene? Buona serata. Grazie, buonasera. Ecco qua, allora, il numero di telefono lo trovate sia nella live dal titolo, il titolo di questa live, vedete c'è anche il numero vicino, oppure andate nel mio profilo TikTok,
c'è un link, cliccateci sopra, lì trovate il mio forum con i numeri. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Volevo sapere come andrà il rapporto tra Sabri e mio marito, Mario si chiama. Tra te e tuo marito. Sì. Quanti anni c'hai, che segno sei tu? Io sono Leone e lui è pure Leone, io ne ho 21 e lui ne ha 28. E qua è una guerra continua. Due leoncini. Un numero da 6 a 9. 9, Da quando anni siete sposati? da 3 anni, quasi 3 anni. Penso che ci lasciamo definitivamente, volevo sapere pure. Vuoi sapere se vi lasciate, giusto? O trovate l'accordo tra di voi? No, ma di sicuramente non ci sarà. Comunque. Il discorso è che comunque qua io vedo che ognuno di voi legge il proprio libro, ognuno di voi vuole avere la propria ragione. Lui ci tiene a te e non vuole perderti, questo te lo posso confermare. A lasciarvi, mi auguro che io mi sbaglio, ma a lasciarvi non vedo che vi lasciate, perché comunque nonostante che c'è ormai all'interno della coppia la crudeltà, il nervosismo e discussione, vedo che lui non vuole perderti. Guarda qua, ti faccio vedere la carta, vedi? Quindi non vedo assolutamente che comunque ci possa essere un divorzio tra di voi, almeno per quest'anno, perché poi l'anno nuovo cambiano gli astri e cambia anche la lettura delle carte. Ho capito. Va bene, io la ringrazio. Di niente, ti auguro una buona serata e metti il seguo, va bene? Anche a lei, sì, certo. Ok, ecco qua. Ricordate che mi occupo di legamenti e ritorni d'amore, come anche di stacchi sentimentali. Chi vuole saperne di più mi chiami in privato dopo la diretta. Pronto? Pronto, buonasera, ti sto seguendo su TikTok. Buonasera a lei, mi dica. Posso farvi una domanda? Sì, come no. Allora, vorrei sapere se si sistemeranno le cose tra me e mio ragazzo. Io adesso sono del 270198, lui 310596. Vediamo. Bisogna donare, ragazze, fate le vostre semplici donazioni. Consultate la vostra coscienza, eh? Allora, un numero da 6 a 9. 8. Marta, mi fai un caffè dopo? Ragazzi, poi più in là vi farò anche vedere una bella live dell'astrologa Marta, perché mia moglie è la nota astrologa Marta. Noi siamo una coppia di personaggi del mondo televisivo. Allora, vediamo se si sistemano le cose tra te e il tuo ragazzo, ma qua stanno di mezzo pure parenti della famiglia che stanno a fare confusione, guerre, è vero? O sto a dire bugie? No. È vero questo? Verissimo. E come faccio a sapere? Infatti. Ecco, allora, qua lui ci tiene a te. Sì. Per cui di vivere sta pensando di allontanarsi da te, ma non ce la farà, perché sono i parenti, cioè i familiari che stanno a insistere e lo stanno, diciamo, maltrattando, diciamo così. Perché ho anche una figlia con lui. E questo probabilmente è pure un'altra... Non vogliono.
Mi sistemeranno tra di noi. Io ti dico che tra di voi le cose si sistemeranno un giorno, vedi? E la famiglia invece? Esce la carta, il trionfo e l'angelo. Ma vedi, quando due si vogliono, 100 non ci possono, si dice. Infatti. Quando due ci vogliono, 100 non ci vogliono. Però, una volta che vedono che il proprio figlio ha deciso così e ha perso la testa per te, che devono fare? Si devono arrendere. Quello è il discorso. Ok? Va bene, grazie mille. Ciao, metti il seguo. Certo, già l'ho messo. Grazie, ciao. Bene, amici. Allora, le linee ritornano libere. Vediamo chi chiama ancora. Cleo, Cleo, a te buon pomeriggio. Ciao, grazie. Ragazzi, oggi, a prescindere, oggi... Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao, stavo seguendo la diretta su TikTok. Sì, grazie, dimmi. Dimmi. È calmante? Sì, però devi abbassare un po' il volume perché sennò torna l'audio torna indietro. Ok. Perfetto, l'ho abbassato il volume. Ok, adesso bene, dimmi. Piacere, mi chiamo Rita. Ciao Rita, dimmi. Volevo sapere se mi rinnovano il contratto di lavoro. A me scade questo venerdì. Vediamo subito, Rita, mi devi dire la tua data di nascita. Sì, 020391. Sì, vediamo. Ragazze, allora, a voi tutti i miei follower, oggi è San Clemente, il mio onomastico, e io lo sto... Auguri! Grazie, io lo sto passando insieme a voi, vedete? Grazie. Allora, un numero da 6 a 9, grazie. 6. 6. Grazie Giusy. Grazie Nadia. E allora, le carte mi danno la risposta positiva. Qua sta la carta del lavoro, come puoi vedere se vedi, e qua ci sta la carta della ruota della fortuna. Queste due carte qua sta a indicare positività. Ciò vuol dire, come dicono le carte, ci sarà rinnovo, accordo di rinnovo, sì. Perfetto, io comunque ti seguo e ti terrò aggiornato se mi rinnovano il contratto. Grazie di cuore, grazie, metti il seguo. Grazie a te. Ciao. Va bene, grazie mille, ciao. Buonasera. Eccoci qua, grazie a tutti per gli auguri ragazze, grazie di cuore, seguitevi sempre. Pronto? 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 Buonasera, mi dica. Ciao, buonasera, volevo sapere, Stefano 9870, Francesca 141172, se torniamo insieme. Se tornate insieme, da quando che state litigati? Un mese e mezzo all'incirca. Ok, vediamo subito. Un numero da 6 a 9? Da 6 a 9, 8. Senti, allora, questa persona tu l'hai fatto un po' soffrire con tante promesse e così via. Mi esce la carta della notizia, sta qua, la carta dell'angelo e del mondo. Ciò vuol dire che tornate insieme, attenzione, se tu non la dai fastidio, ti metti da parte e non la cerchi e non gli stai dietro
ad essere possessivo, io ti dico che questa persona può tornare sui suoi passi perché ci tiene a te, solo che purtroppo, vedi, ci tiene a te. Purtroppo, essendo una persona molto orgogliosa, stavolta ci sta pensando un po' di più. Capito? Capito, è tutto vero. Lo so che è vero. Grazie comunque. Di niente, grazie. buonasera, mi metti il segue? Già segue. Ok, grazie. E lo so che è vero, lo so, 40 anni di attività, il Sandoni di Avella, personaggio televisivo, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Sky, non sono uno qualsiasi, Allora, pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Prima di tutto auguri per il suo onomastico. Grazie, molto gentile. Prego. Mi chiamo Nadia, volevo chiedere se volevo fare una domanda. Sì, dimmi Nadia, dimmi. Se il mio ex Samuel, che è nato il 17/11/02, saprà la verità delle accuse che sono state fatte nei miei confronti dei suoi genitori. Quindi tu vuoi sapere se lui verrà a conoscenza della verità, giusto? Sì, che io sono innocente, sì. Vediamo se verrà. Un numero da 6 a 9. 7. Allora, io vi ricordo a tutti voi che mi occupo di legamenti e ritorni d'amore. Quindi, se tra di voi c'è qualcuno che vuole far tornare il proprio innamorato o la propria innamorata, mi contatti dopo la diretta in privato, le dirò sia la tempistica sia i costi, ok? Allora, vediamo un po' che cosa è successo. Sto ragazzo gli hanno fatto il lavaggio di cervello, cioè qua ci sono è una situazione molto complicata dove l'hanno raccontato tante di quelle chiacchiere diciamo contro di te. Sì. E questo ragazzo è in cerca della verità perché ci tiene a saperla e ti posso garantire che verrà a conoscenza. Guarda qua, escono le carte del trionfo, della fortuna e dell'accordo, quindi lui è in cerca già della verità e verrà a conoscenza della vera verità. Ok, grazie mille. Posso fare l'ultima se non mi dispiace? Prego, dimmi. Grazie mille, gentilissimo. Volevo sapere se per caso ci sarà, quando lui saprà la verità, ci sarà qualche ritorno o magari... No, ci sarà, già te l'ho detto prima, ci sarà un accordo dopo questa conoscenza. Tra te e lui ci sarà un accordo di continuità, ma a modo suo. Cioè non come magari innamorati, che amici? No, è una cosa che nascerà pian piano e andrà a maturare. Ah, ok, spero vada bene, vada tutto bene, me lo auguro. Perché ormai tranquilla, buona serata. Grazie mille, buona serata a lei, gentilissimo. Grazie. Eccoci qua, allora vediamo subito. Pronto? Buonasera Cleo, Buonasera. Sono una vostra spettatrice, le ho fatto un attimo fa una donazione, sì. Sono in viva voce sempre perché io sono tolta dalla diretta. Sì, sei in via voce. Vorrei darle in privato i miei dati perché è una cosa molto delicata. Vediamo subito in privato i tuoi dati. Dimmi i dati. Sì. Perfetto, ti passo in diretta.
Allora, mi senti? Sì, la sento. Un numero da 6 a 9. 9. Senti, allora, le carte mi danno il risultato positivo perché io vedo che avete passato dei brutti momenti, vedo lacrime, difficoltà e così via. Il percorso è un po' lunghetto, però ti dico che riuscirà a risolvere dopo terapie. Quello che già sta facendo? Sì, è tutto quanto, però riuscirete poi a raggiungere un obiettivo, sì. Sì, l'obiettivo che io spero Sì, che sì, raggiunga. sì. Ma però passerà ovviamente Ci vuole tempo, però la riuscita ci sta, te lo posso garantire. Sì? Quindi avrà un futuro normale. Normale, sì, normale, sì. La ringrazio, poi la contatterò nuovamente in privato. Buona Le serata. auguro una buona serata e tanti auguri di buon Grazie di cuore. Arrivederci. Allora, ultima telefonata, ragazze, perché siamo già in perfetto orario. Ultima telefonata e vediamo chi sarà l'ultima telefonata. Poi ci sentiamo domani. Ogni giorno alle ore 16 fino alle ore 17 potete parlare con me. Quindi ultima telefonata, vediamo chi la fa. Vi ricordo che mi occupo di legamenti e ritorni d'amore, quindi per le persone che vogliono far tornare il proprio innamorato o la propria innamorata, io posso intervenire in aiuto ad operare nel settore di un ritorno. Ok? Quindi per coloro che vogliono sapere come fare, mi contattate in privato, vi dico sia la tempistica e vi dico sia i costi. Ultima telefonata per consulti, vediamo un po' chi sarà, se no ci salutiamo qui. Ok? Ecco l'ultima chiamata. Pronto? Sì, salve. Buonasera. Buonasera, le posso fare una domanda? Prego. Mi chiamo Maria, del 4 agosto del 1995. Sì. Volevo sapere se riuscirò a trovare un lavoro entro poco. Entro poco. Vediamo se trovi lavoro. Maria. Grazie. Un numero da 6 a 9? 8. Stop con le telefonate, ragazze. Se ne parla domani. Allora. Tu troverai lavoro, cara, però non nel luogo dove risiedi. Ok. Fuori zona, vedo la carta del viaggio, vedi la carta del viaggio sta a indicare spostamento. Ok. E quindi, ma per caso è con una persona di famiglia? Giusto per sapere. Vediamo se esce persone di famiglia, ricchezza, vedo soldi, quindi lavoro sicuro, superiorità, diffidenza e probabilità. No, non è una persona di famiglia. Ah, ok. No. Ok. E fra tanto tempo ancora? Questo oppure... no, vabbè, dicembre chi è che ti dà lavoro? Dicembre chi darà udienza? Dicembre è solo per il periodo di Natale. Bravo, se non ci chiudono, attenzione, se non ci chiudono. Se non ci chiudono, infatti. Quindi sarà per il nuovo anno. Va benissimo, grazie mille, è stato gentilissimo e tanti auguri di buon onomastico. Grazie, buona serata. Arrivederci.
Ragazzi, era l'ultima telefonata, stop con le chiamate, la nostra diretta termina qui e noi ci sentiremo domani alla stessa ora, le ore 16 fino alle ore 17. Un abbraccio, un bacio e che le stelle siano sempre con voi. Mettete il seguo, mi raccomando. Ciao a tutti.